Più passa il tempo e sempre più appare che dopo il danno possa arrivare anche la beffa per i risparmiatori traditi da Popolare Vicenza e Veneto Banca. Il fondo di ristoro sarebbe stato ridotto da 1,5 miliardi di euro a mezzo miliardo, 2/3 in meno. Una legge che non è stata concordata con i risparmiatori, è stata concordata da due persone, cosa molto grave, in quanto a questo fondo è stato tagliato anche 1 miliardo, un ulteriore miliardo. Infatti per il 2019 c'è 500 milioni. Se i decreti attuativi alla legge sul risparmio tradito hanno stabilito un indennizzo definitivo per i risparmiatori pari al 30% del danno, i numeri sulla riduzione del fondo di ristoro sembrano corrispondere. Si chiudono le porte perciò al precedente 30% di rimborso che era stato definito un acconto. Allora noi ci auguriamo che questa farsa possa finire presto e che il governo intervenga subito. Noi non eravamo d'accordo prima, non siamo d'accordo adesso e faremo di tutto per far ritornare la legge come era prima e in modo che possa tutelare al massimo i risparmiatori.